bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ahimè, siamo arrivati alla sottomissione infantile, nel silenzio tombale dei laici ma anche dei cattolici, in un silenzio che è profano del dibattito ma sembra anche sacro. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alla polemica che imperversa anche in queste ore su una fotografia che ha pubblicato per primo il quotidiano Libero, che ritrae dei bambini di un asilo veneto in visita in un centro islamico che pregano inginocchiati verso la Mecca, indirizzati dall'imam di questo centro di Susegana nel Trevigiano, pregano alla maniera islamica. Questa foto si inserisce all'interno di una visita che questo istituto di scuola materna ha ritenuto di fare in un centro islamico nel nome del multiculturalismo, del dialogo interreligioso. Questo asilo è un asilo, tra l'altro, appunto, e questo è un elemento di cronaca saliente, cattolico, paritario, è l'asilo parrocchiale Santa Maria delle Vittorie di Ponte della Priula, appunto, nel Trevigiano. E la fotografia non può non essere definita una fotografia di sottomissione, cioè sembra un'istantanea che racchiude tutta l'opera di Michel Houellebecq, perché snidiamo subito un'ipocrisia dei buoni di queste ore. Un conto è che un istituto scolastico, in questo caso di orientamento cattolico, preveda una visita in un centro islamico nel nome del dialogo, della conoscenza reciproca, fin qui saremmo all'ABC della convivenza civile. Molto diverso è far pregare dei bambini secondo il rito islamico sotto la guida di un imam, e quindi non facendo dialogo, ma facendo sostanzialmente proselitismo filo-islamico sui nostri bambini. Nostri nel senso appartenenti alla nostra comunità, qualunque sia l'etnia e quindi poi la confessione, quindi non è un ragionamento diciamo per spicchi di umanità, è un ragionamento calato in una differenza radicale. Un conto è la conoscenza reciproca, un conto è l'indottrinamento religioso, obbligando tutti i bambini di questo asilo a pregare alla maniera islamica inginocchiati verso la Mecca. Questa cosa è inaccettabile visto con gli occhi di un papà italiano, europeo e occidentale. Suonano ancora più istruttive da un punto di vista inquietante le dichiarazioni che la direttrice dell'istituto Stefania Bazzo ha rilasciato al Corriere della Sera, rivendicando la sensibilità della scuola, che è una scuola paritaria parrocchiale a ispirazione cristiana, nei confronti della molteplicità culturale e religiosa. Cioè sostanzialmente la direttrice dice che uno dei baricentri educativi del suo istituto è non solo il dialogo, ma la molteplicità culturale, il multiculturalismo. Cioè questa direttrice, questo istituto si inseriscono coerentemente nel percorso che ha segnato i 12 anni di pontificato di Papa Francesco, che ha fatto appunto della questione del multiculturalismo, dell'inseguimento perenne al riconoscimento dell'altro anche in assenza di qualunque reciprocità, che è invece la condizione che chiedeva il predecessore Benedetto XVI per un dialogo interreligioso autentico e fecondo. Ricordiamo che Papa Francesco arrivò a redarguire i cattolici affinché non facessero proselitismo. Ricordiamo che durante il sinodo sull'Amazzonia nel 2019, che fu una delle operazioni, diciamo, di politica religiosa principali del pontificato di Francesco, venne collocata nei giardini vaticani la statuetta raffigurante la Pachamama, la divinità incaica della madre terra. Cioè il multiculturalismo e l'edulcorazione della differenza cristiana nel nome del dialogo a prescindere è stata una delle caratteristiche principali della Chiesa secondo Papa Francesco. Quest'ottica, a nostro giudizio, perde di vista una questione che è fattuale, non è oggetto d'opinione, che ricorda spesso per esempio Magdi Cristiano Allam,
uno che sa quello di cui parla, diciamo, che spesso ci ha ricordato come nella preghiera che i musulmani recitano 5 volte al giorno diretti verso la Mecca, cioè quel tipo di preghiera a cui sono stati invitati, che hanno praticato i bambini di quell'asilo veneto sotto la guida di un imam. In quel tipo di preghiera i musulmani 5 volte al giorno verso la Mecca dicono tra le altre cose le seguenti parole: credo che non c'è altro Dio al di fuori di Allah, che Maometto è il suo inviato, concedici la retta via, non la via di coloro nei cui confronti sei adirato, né la via di coloro che hanno negato. Ora, tutti i teologi islamici principali che hanno codificato la teoria teologica islamica, ci dice Mahdi Cristiano Allam, concordano sul fatto che quelle perifrasi, coloro nei cui confronti sei adirato, coloro che ti hanno negato, sono niente meno che gli ebrei e i cristiani, gli esponenti delle altre grandi religioni monoteiste. Quindi in quel tipo di preghiera in cui abbiamo visto ritratti i bambini di quell'asilo veneto, i musulmani condannano 5 volte al giorno gli ebrei e i cristiani. E non è un elemento irrilevante, ed è un elemento che cozza col multiculturalismo a prescindere e col dialogo a prescindere. Allora questo probabilmente si intende quando si fa riferimento al fatto che è auspicabile dal conclave esca un pontefice che faccia anzitutto del baricentro del messaggio dell'identità della cultura cristiani la nuova stella polare della Chiesa post Bergoglio. Quello si intende quando si dice serve anzitutto un Papa che parli del Dio cristiano, che non è edulcorabile, scioglibile, interscambiabile, perché ci sono delle differenze di messaggio alla radice, sono quelle differenze di messaggio su cui insisteva sempre Benedetto XVI nel discorso di Ratisbona, altrimenti a furia di edulcorare e inseguire l'altro, finiamo per perdere noi stessi, fino a applaudire in alcuni casi la sottomissione dei nostri figli. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.